con il tuo spirito. come in un sabato santo che prepara al grande giorno della risurrezione, noi attendiamo il giorno in cui in questa chiesa potreste esserci anche voi. Il 18 maggio di quel giorno sarà un po' come per noi la Pasqua della risurrezione, questo poterci vedere in faccia in questa come in altre chiese di Villanova, Giussardo, Lugnana Marina, Castello, Brussa. Noi viviamo questi ultimi giorni che ci separano da quel momento con un'attesa che è preparazione. Naturalmente chiedendo al Signore che tutte quelle persone che comprensibilmente hanno sofferto per questa mancanza di possibilità di poter direttamente partecipare alla Santa Messa, poi nei giorni in cui si potrà iniziare a farlo, rifrequentino queste nostre chiese, naturalmente con le dovute precauzioni che verranno avviate nei prossimi giorni. Noi però già da adesso celebriamo e viviamo insieme, sia pure in questa modalità, l'incontro con il Signore che salva, che consola, che dà forza.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procolo, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani e la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Esultate, o giusti nel Signore, per gli uomini retti e bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde a lui cantate. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Ecco l'occhio del Signore su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia.
ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico, chi crede in me, anch'egli compierà le opere che io compio, e ne compierà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato durante la settimana parte di questo brano evangelico. Gesù che promette a coloro che credono in Lui che compieranno anche opere come le sue, se non addirittura più grandi. E se prendiamo sul serio queste parole, uno potrebbe chiedersi cosa vogliono dire queste. Noi siamo persone alle quali Cristo promette che per mezzo nostro Dio Padre farà dei miracoli, risusciterà persone, guarirà dei malati, perché le opere di Gesù sono queste. Durante la sua vita pubblica, oltre che altro che per spiegarlo e illustrarlo ci vorrebbero 3 prediche, non una. Questo Cristo, riguardo alle opere che compie, continuamente dice che solo il segno, non solo che Lui è il profeta, ma che Lui è Dio. E se tu vuoi arrivare a entrare a contatto con il mondo di Dio, passi attraverso Lui. Io sono la via, la verità, la vita. Chi dimora in me, dice Cristo, dimora anche col Padre, entra in relazione con Lui e naturalmente per dimora non si intende un luogo fisico. Quando il Cristo dice che ritorna al Padre per prepararci un posto, noi magari raffiguriamo queste parole attraverso immagini appunto di luoghi fisici. Per dimora si intende relazione, rapporto con Dio, che Cristo, via verità e vita, ci permette di ottenere come dono. Questo Cristo che è tutt'uno col Padre e ritorna a Lui, ci farà entrare non solo quando sarà il momento della vita eterna, in questa comunione con il Padre, la sua comunione con Lui. Già in questa vita, tramite la fede, noi sperimentiamo l'amore di Dio. L'amore di Dio prende dimora in noi. Noi siamo uno con questo Dio fin da questa vita, anche se naturalmente non con quell'intensità che sarà grande e totale solo nella dimensione della vita eterna, ma è un'esperienza che comincia qui. E tramite il Cristo possiamo già farne esperienza nella misura in cui però viviamo alcuni atteggiamenti che ci sono illustrati anche dagli stessi apostoli. Filippo, prima di tutto: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Primo elemento che ci è chiesto per dimorare con Dio. Filippo ce li insegna questo desiderio di Dio: mostraci il Padre e ci basta. È un primo elemento che fa parte della fede. Un secondo elemento ce lo illustra Tommaso, colui che in più parti del Vangelo si dimostra capace di amare Gesù fino al rischio della sua vita. Questo Cristo che in vari passi del Vangelo, soprattutto nel 15° capitolo del Vangelo secondo Giovanni, dirà: non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Tommaso è su questa lunghezza d'onda. Quando Gesù va verso Lazzaro per risuscitare,
aspri, persone che non solo in forza di un'idea politica, ma personalmente, anche in conformità a una sensibilità di fede, hanno lanciato l'Europa verso questo grande progetto, l'unità nella fratellanza, basando il tutto sulle radici cristiane dell'Europa. Non un esempio da poco. Poi è chiaro, se la perdita dell'ideale è un qualcosa che progressivamente capita nel tempo, è chiaro anche gli effetti poi su questa grande intuizione, su questo grande progetto nel tempo. Se invece si recupera quella carica ideale, o nell'Europa, o in qualsiasi altra realtà che ci accomuna, allora ci accorgiamo che cambia la storia. Credere che l'amore di Dio è più forte della morte vuol dire usare per fede. Essere persone che si impegnano con la forza della fede a cambiare tutto, perché sono le persone che cambiano la storia. E se tu cristiano sei un credente, sei una persona che si accorge che la forza e l'amore di Dio sono presenti in te. Noi abbiamo dimenticato un'altra grande figura che ci insegna questo. Una figura che è stata mirata fino al giorno della sua morte compreso. Una figura che ha strabiliato con la sua potenza di amore, perché era un grande riflesso dell'amore di Dio, Madre Teresa di Calcutta. Chi la nomina più? Chi la nomina più? Quanto abbiamo bisogno di recuperare anche questa figura, perché è un'icona che quello che stiamo dicendo, ascoltando questo Vangelo, è una cosa vera. Chiediamo al Signore che ci aiuti a fare quel passaggio che poi è enunciato qualche frase dopo a questo Vangelo, sempre nel capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni, al versetto 23, dice Gesù: chi mi ama osserverà i miei comandamenti, e chi osserva i miei comandamenti il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Una comunione grande già in questa vita, che dà al singolo cristiano assieme ai suoi fratelli la forza di essere persona che affronta la storia e cambia la storia. E i primi cristiani sono alternativi per questo. Sono segno, nonostante i loro limiti, i loro difetti, le loro divisioni, dovute alla loro umanità, di quanto questo rapporto con Dio cambia prima di tutto le relazioni tra loro. Abbiamo ascoltato nella prima lettura, c'è già una divisione tra cristiani che vengono dal mondo ebraico e cristiani che vengono dal mondo greco-pagano. È una divisione che si ricompone perché ripartono sempre da Dio per affrontare i problemi, e con le intuizioni che arrivano da questo rapporto con Dio, con i grandi doni dello Spirito, si trova la soluzione che risolve il problema. In quel caso l'istituzione, tra virgolette, elezione dei diavoli. È uno dei tanti esempi di come Dio interviene nella storia attraverso la fede di quelle persone che veramente credono che l'amore di Dio è più forte del male. Dov'è la fede? Oggi. Se c'è questa fede, poi c'è tutto il resto. Prima di tutto all'interno della Chiesa è possibile realizzare quello che San Pietro dice nella seconda lettura: siete edificio spirituale, siete corpo, cari cristiani, unito, che insieme dà lode a Dio e insieme cresce nell'amore, prima di tutto all'interno delle relazioni tra cristiani. E poi naturalmente quando il cristiano è unito ai suoi fratelli è molto più credibile ed è molto più efficace nella sua azione nel cambiare la storia, dal piccolo come al grande. Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio.
rendici testimoni coraggiosi, Signore. Dona maggiore slancio alle chiese, rispondano con generosità agli appelli di uomini e donne che invocano aiuto perché i loro diritti vengono calpestati. I deboli della terra possano conoscere il Vangelo attraverso i gesti e le parole dei cristiani. Preghiamo. Rendici testimoni coraggiosi, Signore. Rinvigorisci la società civile, resista alle forti pressioni delle concentrazioni di potere. Le grandi imprese non ignorino il bene di tante famiglie e chi opera nell'informazione non rinunci alla sua coscienza per servire i potenti. Preghiamo. Rendici testimoni coraggiosi, Signore. Per tutte le mamme della nostra comunità che in questa domenica fanno festa nel giorno loro dedicato, rallegra i loro giorni di consolazione e colmali di affetto e di gratitudine, possano vedere i loro figli aprirsi alla vita con fiducia e speranza, con coraggio ed entusiasmo. Preghiamo. Rendici testimoni coraggiosi, Signore. Ricolma di saggezza i fidanzati che percorrono la via che li conduce al matrimonio, possano apprezzare l'importanza del dialogo e della conoscenza reciproca, sappiano costruire le fondamenta solide di una vita comune. Preghiamo. Rendici testimoni coraggiosi, Signore. Per tutti quelli che vivono un momento di fatica e di scoraggiamento, per le persone contagiate e per il personale sanitario che le assiste, per le famiglie costrette a stare chiuse in casa, desta in ognuno pazienza e comprensione. Preghiamo. Rendici testimoni coraggiosi, Signore. Tuo Dio non lasci nulla di intentato per rendere più bella la nostra esistenza. Sostieni i nostri passi e donaci la speranza che viene dalla Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ponerutum sume vestem candidam ecclesia, tolle palmas et celestem triumfantem celebra, mortem debellami, peccatores vindicavi, Iesu tibi gloria, 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 Iesu tibi gloria. Ut nos morte liberare, se sepulcro subdigi, et ut nostra renovare, vitam vivos prodigi, mors tuia ces triumphata, vita nobis estremata, Iesu tibi gloria, 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 Iesu tibi gloria. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e solo bene, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, E con il tuo spirito. in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donando sempre la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli
perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Antonio Nonis nell'anniversario della sua morte, dei defunti della famiglia Amore e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i santi patroni delle nostre comunità parrocchiali e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già ben noto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Tanto tempore vobiscum sum, et non coniovistis me, Philippe, qui videt Patrem, Alleluia. Non credis, quia ego in Patrem, et Pater in me est. Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo, che è colmato della grazia di questi santi misteri, e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Invochiamo